È un messaggio intanto di ripartenza, perché allora il Covid lo mettiamo da parte, speriamo che non ci siano dei ritorni di coda, che auspichiamo tutti che non ci siano, ma adesso dobbiamo guardare avanti e allora cercare di capire quali saranno le nuove dinamiche nell'agroalimentare, credo sia importante per tutte le nostre aziende. Abbiamo anche dei rappresentanti politici al quale abbiamo sottoposto l'attenzione particolare per quanto riguarda la nuova politica agricola comunitaria, che nelle sue novità ci porta magari delle opportunità ma anche delle difficoltà e vogliamo insieme a loro condividerle per trovare delle soluzioni. Ma allora, i punti di forza, le aziende agricole di Treviso intanto sono abbastanza medio, grandi, piccole, ma sono tutte abbastanza equilibrate, per cui hanno dimostrato anche in un anno di difficoltà di sapere sostenere queste difficoltà, essere abbastanza elastiche da ottemperare ai problemi e tutto sommato abbiamo visto che hanno resistito tutte quante. Ovviamente a Treviso abbiamo il settore vitivinicolo che ci dà una grossa mano, dovremo essere capaci anche di gestire questa macchina, questo modello che è un esempio per tutta Italia e forse anche fuori, in maniera ottimale e quindi superare anche le difficoltà che abbiamo. Ma questo è sicuramente un settore che può dare delle ottime opportunità se sapremo gestirlo bene in maniera condivisa anche con le altre protagonisti della filiera che sono assolutamente importanti e capire che c'è un obiettivo comune per risolvere anche quelle che sono le momentanee difficoltà. Qualche problema in più ce l'ho appunto, come dicevo, sulla politica agricola comunitaria che sta imponendo sempre maggiori vincoli, accettabili da una parte, ovviamente sostenuti anche noi dal punto di vista ambientale, però il carico burocratico che ci si presenterà è veramente imponente e questo accanto a una riduzione cospicua dei sostegni ecco, ci dice che dobbiamo correre ancora di più per stare sempre più sul mercato e vedere questi contributi solo come un sostegno marginale rispetto ai nostri bilanci aziendali. Beh, io sono sicuramente molto ottimista, nel senso che comunque termine di questa seconda ondata della pandemia, comunque c'è grandissima voglia di fare, c'è tantissima voglia di ripresa e si sta vedendo anche su quelle che sono le attività proprio legate a quello del mondo agricolo. Se penso a quello ad esempio al vino, con il nostro Prosecco, devo dire che i mesi di maggio e giugno con la riapertura di tutto il canale Horeca sta dando delle grandissime soddisfazioni e anche per le nostre attività agrituristiche vedo che c'è voglia di uscire, c'è voglia di divertirsi, di stare insieme, per cui siamo assolutamente fiduciosi. Ecco, bene. Ma guarda, innanzitutto dico che la nostra agricoltura è un'agricoltura in salute, sia a livello provinciale di Treviso ma anche a livello regionale ovviamente. Sicuramente ha subito le problematiche della pandemia, quindi 2020-2021, anche se il settore probabilmente ha sofferto meno di tanti altri settori, penso in particolare al tema del turismo che ci ha messo in forte difficoltà. Ovvio che la chiusura del canale Horeca, quindi hotellerie, ristorazione, catering, ha fatto sì che molti prodotti tipici non venissero così veicolati e quindi i prodotti DOP, IGP e soprattutto il vino, il DOC, il DOCG non è stato venduto se non nella grande distribuzione, insomma per il consumo diciamo su larga scala. Ecco, questo ovviamente ha evitato anche che i turisti che venivano sul nostro territorio fossero i nostri ambasciatori così come eravamo abituati in passato. Comunque oggi noi contiamo di ripartire bene, soprattutto sul tema del vitivinicolo i dati ci dicono che le posizioni sono molto positive. Vediamo però che a livello internazionale siamo sempre un po' sotto scacco e attacco, quindi penso al tema del Prosec, di questa iniziativa da parte dei croati che ovviamente vuole un po' utilizzare quello che è l'Italian sounding, cioè copiare il nome per rubare quote di mercato. Ovviamente noi su questo stiamo combattendo in tutte le sedi, sia a livello nazionale che europeo, grazie anche ai nostri europarlamentari, ci opporremo in tutte le sedi, anche perché qui non si tratta soltanto di un prodotto ma anche della tutela di un territorio, della cultura di un territorio, quindi deve assolutamente essere tenuto conto e quindi chiediamo all'Europa di intervenire. Detto questo dico anche che noi dobbiamo essere più bravi, più coesi e pensare che il nemico non è mai interno ma come vediamo è all'esterno e quindi agire in maniera compatta. Sì, un momento delicato, un momento di grande attenzione, effettivamente dall'estero arrivano tanti attacchi alla nostra agricoltura ma questo ci deve da un lato rendere ancora più forti e compatti per contrastarli,
chiaramente questi attacchi sul Prosek, che è quello che ha fatto più scandalo, ma tanti attacchi anche sul vino annacquato, ad esempio, sulla carne, che adesso sembra che non vada più bene la carne di animale, ma si sta pensando a quella sintetica. Tanti attacchi alla nostra agricoltura, ma questo da un lato ci rende anche orgogliosi, perché la nostra è comunque un'agricoltura di qualità. E con la dieta mediterranea, il Made in Italy, siamo effettivamente i più forti al mondo, quindi tutti ci copiano. L'Italian Sounding ci costa 100 miliardi di euro e questo ci rende ancora più orgogliosi della nostra grande capacità di fare agricoltura, ma da un lato ci deve anche far pensare che dobbiamo lavorare molto di più in Europa, dove non siamo molto ben difesi, dove dall'Europa anche qualche volta ci arriva qualche attacco, tipo queste etichette a semaforo, questo nuovo modo di identificare i prodotti che nulla ha a che vedere con la qualità dei nostri prodotti. Pensare che, ad esempio, la Coca-Cola può avere il bollino verde mentre il parmigiano reggiano oppure il prosciutto di Parma hanno il bollino rosso, ci fa pensare che effettivamente questa Europa non sempre ci è amica. In Europa bisogna lavorare molto di più, bisogna far valere anche il nostro peso politico. Credo che con questo governo, comunque con il Presidente Draghi, siamo sulla buona strada per uscirne da questa situazione. Ma io credo che a livello nazionale sia importante comprendere che cos'è il sistema italiano nell'agroalimentare nel mondo. In termini quantitativi è molto poco, 0, qualche cosa, in termini qualitativi invece è moltissimo. In Italia solamente il 18% conosce i DOP, gli IGP purtroppo, però la realtà è che i marchi commerciali privati, soprattutto marca italiana, sono quelli che saranno determinanti nel mercato mondiale nei prossimi anni. Quindi io mi aspetto un incremento fortissimo della parte commerciale sotto i brand italiani e una aggressività sui mercati internazionali. Bene, la ringrazio.